Eder. Mech. Pallister. Oggi ci troviamo davanti a un altro passaggio delicatissimo del caso Liliana Resinovic. Un passaggio che conferma una cosa su tutte. L'inchiesta non è affatto ferma, anzi sta entrando in una fase ancora più tecnica, più scientifica e per certi versi anche più inquietante. Perché adesso l'attenzione si concentra su due fronti molto precisi. Da una parte gli accertamenti sul possibile congelamento del corpo, dall'altra le nuove verifiche su una traccia di zirconio rilevata sulle scarpe di Liliana. E sono due piste che, se lette insieme, raccontano una vicenda ancora piena di domande cruciali. Il primo punto riguarda proprio l'esperimento che si sta svolgendo negli Stati Uniti. In questi giorni un team di scienziati tra Michigan e Colorado sta lavorando su 4 cadaveri per verificare se i parametri osservati sul corpo di Liliana possano essere compatibili con un eventuale congelamento. È un dettaglio enorme, perché significa che gli investigatori e i consulenti stanno cercando di capire se il corpo possa avere subito condizioni di conservazione anomale prima del ritrovamento. Non si tratta di una curiosità marginale, ma di un nodo che potrebbe incidere sulla ricostruzione dei tempi, delle modalità della morte e persino del successivo abbandono del cadavere. Tradotto in modo molto semplice, la scienza sta provando a rispondere a una domanda che nel caso Liliana pesa come un macigno. Le condizioni in cui il corpo è stato rinvenuto erano compatibili con una permanenza costante all'aperto, oppure c'è qualcosa che suggerisce una diversa gestione del cadavere prima del ritrovamento? Ed è proprio per affrontare questo tipo di interrogativi che si è scelto di ricorrere a un test così particolare e così specialistico, affidato a laboratori e professionisti americani. È uno di quegli accertamenti che non fanno rumore come una dichiarazione in TV, ma che possono cambiare molto più di 100 dibattiti urlati. Il secondo fronte è quello che nelle ultime ore ha attirato moltissima attenzione: la presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti forensi, si tratta di un materiale abrasivo usato anche per la lavorazione e l'affilatura dei metalli, compresi i coltelli. Ed è proprio qui che il quadro si fa delicato. Questa sostanza viene collegata a un contesto che gli inquirenti ritengono meritevole di approfondimento, anche alla luce dell'attività di arrotino svolta da Sebastiano Visintin, al momento unico indagato nell'inchiesta. Questo, sia chiaro, non significa automaticamente prova definitiva, ma indica un elemento che la perizia considera sufficientemente importante da richiedere verifiche ulteriori. Ed è qui che bisogna essere rigorosi. Lo zirconio, da solo, non chiude il caso e non consente scorciatoie narrative. Però è una traccia che può avere un peso se inserita dentro una lettura complessiva dei reperti, delle abitudini, dei contatti materiali e della compatibilità con determinati ambienti o lavorazioni. In sostanza, gli inquirenti non stanno dicendo abbiamo risolto tutto, ma stanno dicendo una cosa molto più seria. Questo dato va approfondito perché potrebbe avere un significato investigativo concreto. Proprio per questo il calendario dell'inchiesta si è allungato ancora. I periti incaricati degli accertamenti hanno ottenuto altri 90 giorni per completare le analisi genetiche, dattiloscopiche e merceologiche sui reperti considerati rilevanti. L'udienza inizialmente prevista per il 30 marzo 2026 è stata quindi spostata al 26 giugno 2026. Anche questo è un passaggio importante, perché ci dice che il materiale da analizzare non è stato ritenuto esaurito e che il collegio peritale ha bisogno di altro tempo per consegnare un quadro più completo. In un caso come questo, ogni proroga pesa, ma pesa ancora di più il motivo per cui viene concessa. Non per rallentare, ma per cercare risposte che finora non sono arrivate in modo definitivo. Questa nuova fase quindi non rappresenta una pausa, rappresenta semmai una ricentratura scientifica dell'intera inchiesta. Da un lato si studia la compatibilità dei reperti con un possibile congelamento, dall'altro si torna a scandagliare il significato di particelle e materiali rinvenuti sugli oggetti di Liliana. È il tipo di lavoro che non offre soddisfazioni immediate a chi vorrebbe un colpo di scena quotidiano, ma è spesso il solo che consente di separare le suggestioni dai fatti. Nel frattempo resta fermo un punto. Il caso Liliana Resinovic continua a essere uno dei più complessi e controversi della cronaca italiana recente.
La scomparsa risale al 14 dicembre 2021, mentre il corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nell'area dell'ex OP di Trieste. Da allora l'inchiesta ha attraversato fasi diversissime, tra ipotesi iniziali, rivalutazioni, nuove consulenze e un progressivo spostamento dell'asse investigativo verso lo scenario dell'omicidio. Oggi tutto questo percorso approda a un livello ulteriore, quello in cui la partita si gioca soprattutto nei laboratori, sulle microtracce, sui reperti e sulle compatibilità scientifiche. Per il nostro pubblico il punto è questo: non siamo davanti a una chiusura, ma a un momento in cui il caso si sta ulteriormente approfondendo. Il test americano sul congelamento e l'analisi dello zirconio sulle scarpe non sono dettagli secondari, ma due tasselli che potrebbero incidere sulla ricostruzione finale. E il fatto che servano altri 3 mesi di lavoro ci dice con chiarezza che le risposte definitive, ad oggi, ancora non ci sono. Ci sono però nuove verifiche, nuove domande e soprattutto la conferma che la verità su Liliana viene ancora cercata con strumenti sempre più specifici. In altre parole, il caso resta apertissimo. E quando un'indagine arriva al punto di interrogare perfino la possibile conservazione del corpo in condizioni estreme e la natura di polveri microscopiche rinvenute sulle scarpe, significa che ogni dettaglio può ancora diventare decisivo. Il prossimo snodo vero, salvo ulteriori sviluppi, sarà dunque quello del 26 giugno 2026, quando si capirà se questi approfondimenti avranno consegnato un quadro più netto oppure se il mistero di Liliana Resinovic continuerà a vivere nella zona più difficile di tutte, quella in cui i sospetti esistono, i reperti parlano, ma la verità completa pretende ancora tempo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.